Ben ritrovati dalla redazione. Duino Aurisina e allarme sciacalli a Medeazza. Da giorni i residenti della frazione del comune di Duino Aurisina sentono di notte gli ululati di questi animali che si avvicinano sempre di più alle case, ma c'è anche chi durante la giornata, lavorando nei campi, si è trovato di fronte qualcuno di questi esemplari. Con ogni probabilità, come sostengono gli abitanti di Medeazza, piccolo centro distante poche centinaia di metri dal confine con la Slovenia, gli sciacalli si avvicinano perché cercano cibo e questa situazione aumenta la preoccupazione fra tutti. Il Friuli Venezia Giulia è al 13° posto per numero di incidenti stradali, ma ottavo rispetto alla popolazione residente. Sempre in rapporto agli abitanti, la prima città in regione è Trieste con 422,8 incidenti ogni 100.000 residenti. Lo si evince dalla elaborazione del centro studi di Autoscout 24 su base dati Istat, che spiega come nel 2022 ci siano stati 3.265 incidenti stradali, posizionando la regione al 13° posto in Italia. Tuttavia, come anticipato, se si confronta il dato con la popolazione, la regione è all'8° posto con 273,4 incidenti ogni 100.000 residenti. A livello provinciale Udine è prima per numero di incidenti, 1182, ma in relazione alla popolazione in testa c'è Trieste, seguita da Gorizia, 317,3, Udine 228,5, Pordenone 218,6. Stagione da record sulle piste del Friuli Venezia Giulia, dove il 6 gennaio sono stati sfiorati in totale i 230.000 primi ingressi negli impianti dei 6 poli regionali, con una crescita del 7% rispetto all'anno scorso, nonostante le piogge che hanno funestato l'ultimo weekend di vacanze. A riferirlo l'assessore regionale alle attività produttive e al turismo Sergio Emidio Bini. I due poli che stanno trainando la stagione sciistica sono Tarvisio con 68.997 primi ingressi e Zoncolan con 65.733. Poi Piancavallo con 38.602, ha fatto sapere l'assessore, numeri senza precedenti che confermano il trend costante con crescita della montagna del Friuli Venezia Giulia, anche al netto delle difficoltà che pur ci sono state, su tutte le scarse precipitazioni nevose e il maltempo come quello che ha compromesso il weekend dell'Epifania. Con un finanziamento molto strategico di €1 milione previsto attraverso la concertazione con i comuni nella manovra finanziaria regionale di fine 2023, si garantisce la prosecuzione dell'iter con la progettazione e la realizzazione della nuova rotatoria tra la statale 13 Pontebana e le vie Grigoletti, Gabelli e Brentella, a cavallo tra i comuni di Porcia e Pordenone. Un'opera decisamente necessaria e attesa da tempo che contribuirà a migliorare la gestione del traffico in uno dei nodi viari maggiormente trafficati lungo l'asse della Pontebana. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: cielo da poco nuvoloso a variabile, bora forte sulla costa a Trieste, dove le raffiche saranno intorno ai 100 km/h, da moderata a sostenuta sul resto della costa e sulle zone orientali. Farà più freddo con temperature in deciso calo, leggermente sotto la norma del periodo, congelate estese in montagna e nella notte anche in pianura. Sulla costa le massime di poco sopra lo zero. Temperature minime in pianura fra -3 e +1, le massime fra 4 e 7 gradi, sulla costa minime fra -2 e +2, le massime fra 2 e 5 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con informazione dal nord-est. Grazie per averci seguito, a più tardi.